Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. In questa puntata, cari amici ascoltatori, che coincide con la festa di Ognissanti, una delle ricorrenze più sentite della tradizione cattolica, vogliamo ricordare la storia di due santi legati in modo profondo al territorio veneto. La festa di Ognissanti, come tanti di voi già sanno, è dedicata a tutti i santi e le sante, conosciuti e sconosciuti, che hanno vissuto nella fede e ora sono in paradiso. La celebrazione nasce nell'antichità cristiana per onorare i martiri, cioè coloro che avevano dato la vita per la fede. Già nel IV secolo in Oriente si celebrava una festa per tutti i santi. Nel VII secolo Papa Gregorio III dedicò un altare nella Basilica di San Pietro a tutti i santi, fissando la data al 1 novembre. Successivamente Papa Gregorio IV estesse la festa a tutta la Chiesa universale. Ognissanti è quindi una giornata di luce, memoria, speranza, che ci invita a guardare ai santi come a modelli di fede, coraggio e amore. In questa occasione speciale abbiamo voluto ricordare due figure straordinarie della santità veneta. Il santo veneto più amato in Argentina, la fine del mondo, San Gaetano Tien, conosciuto oltreoceano come San Cayetano de Liniers. E poi i santi martiri Vittore Corona, testimoni di una fede che ha superato la prova del dolore e del tempo e che riposano in terra veneta. Venite con noi alla scoperta della loro storia e del legame che ancora oggi unisce la fede popolare veneta alle comunità nel mondo. Vi ricordo che potete seguire non solo la versione radiofonica di questa puntata, ma anche la versione video, disponibile sulle nostre pagine social. Su Facebook ci trovate nel profilo di Radio ABM e nel canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Oltre che nei miei profili personali su Facebook, mi trovate con il mio nome Ernestina dalla Corte Lucio o anche sul mio canale YouTube Migranti TV. Restate con noi per scoprire due storie di fede che attraversano il tempo e i continenti e in particolare queste due storie che hanno un profondo legame con la terra veneta e specialmente il bellunese. Ma torniamo ora alla fine del mondo, dove nasce questa forte e unica devozione. Non solo San Gaetano vive nei cuori dei milioni di fedeli che ha in Argentina, ma vive anche nei milioni di almanacchi, portachiavi, santini, immagini, poster e oggetti vari che portano l'impronta del santo. In Argentina la devozione a San Gaetano, conosciuto come San Cayetano, ha assunto proporzioni enormi. Ed ecco qua la domanda posta all'inizio: perché San Cayetano e perché di Liniers? Beh, per la traduzione del suo nome allo spagnolo e poi Liniers per il nome del quartiere a Buenos Aires dove si trova il suo santuario. Là, ogni anno il 7 agosto, milioni di fedeli si riversano nel santuario di Liniers a Buenos Aires per pregare il santo del pane, della pace e del lavoro. Questa ricorrenza è caratterizzata da una partecipazione così intensa che migliaia di persone si accampano per giorni, resistendo alle fredde notti invernali pur di essere tra i primi a rendere omaggio al santo e chiedere anche la sua intercessione per trovare lavoro o per ringraziarlo dei doni ricevuti. San Gaetano, originario di Vicenza in Veneto, è venerato in tutto il mondo cattolico, ma è in Argentina che la sua devozione ha trovato una seconda patria. Questo legame speciale e unico tra il santo e il paese sudamericano è nato grazie a Maria Antonia de Paz y Figueroa, meglio conosciuta come Mamma Antula, la prima santa dell'Argentina. Profondamente devota a San Gaetano, Mamma Antula portò la sua immagine e la sua devozione nel cuore del popolo argentino, legando indissolubilmente il santo vicentino a questa terra lontanissima.
San Gaetano Tien nacque nel 1480 a Vicenza, in Veneto, e dedicò la sua vita a riformare la Chiesa cattolica e a promuovere la carità tra i poveri. Fondò l'Ordine dei Teatini nel 1524 insieme a Gian Pietro Carafa, futuro Papa Paolo IV, con l'intento di restaurare la vita clericale attraverso l'imitazione della vita apostolica. La sua dedizione al prossimo e la sua attività instancabile lo portano ad essere canonizzato nel 1671 da Papa Clemente X. In Italia, specialmente a Tien e Napoli, è ricordato come il santo che intercede per i più bisognosi. Il santuario di Liniers in Argentina, che prende il nome da questo quartiere di Buenos Aires dove si trova, è diventato il centro di questa venerazione alla fine del mondo. Qui San Gaetano è invocato come San Cascetano, un nome che ormai è sinonimo di speranza per milioni di argentini che affrontano difficoltà economiche. Il santo è percepito come un intercessore potente, capace di portare pace e stabilità nelle vite di coloro che si affidano a lui. La storia di San Gaetano in Argentina è anche una storia di migrazione e integrazione. Alla fine del 1800 migliaia di veneti emigrarono in Argentina in cerca di una vita migliore. In questo nuovo mondo portarono con sé le loro tradizioni e le loro devozioni, tra quella di San Gaetano. Il santo, attraverso la figura di Mamantula, trovò una nuova casa in Argentina, diventando una figura centrale nella vita spirituale e quotidiana del popolo. Oggi le immagini, le statuette e persino gli almanacchi di San Cascetano sono diffusi in tutto il paese, un segno tangibile della sua presenza e del suo impatto. Non c'è quasi una casa che non abbia qualcosa di San Cascetano. La devozione a questo santo è così radicata che il suo culto va oltre le barriere religiose, diventando parte integrante della cultura argentina. Ogni anno le celebrazioni del 7 agosto sono un potente momento di unità e speranza, in cui il popolo argentino si raccoglie per chiedere e ricevere la benedizione di un santo che, nonostante le distanze, continua a proteggere e guidare i suoi fedeli. Sono davvero migliaia le persone che campeggiano per giorni interi prima della notte del 6 verso il 7 agosto per guadagnarsi il proprio posto nella coda che entrerà nel santuario a prima ora per poter salutare e toccare le immagini del santo da vicino. È tanta la devozione e la voglia di salutarlo, pregare e poi ringraziare che queste persone affrontano le fredde notti d'inverno per strada, riscaldandosi con fede e devozione. E queste storie di devozione ci fanno ricordare la fede profonda di due santi martiri che da più di 1000 anni riposano in terra veneta. Una di loro è una santa che viene considerata protettrice contro le peste e le pandemie e giustamente porta il nome di Corona. Oggi parleremo del santuario dei martiri Santi Vittore e Corona a Feltre. Questi santi del secondo secolo d.C., martiri entrambi, riposano in un santuario a loro dedicato in un monte che si trova vicino al confine tra Belluno e Treviso. Sono i protettori della città di Feltre e vengono ricordati il 14 maggio, festa dei santi martiri Vittore e Corona. Entrambi hanno una storia molto interessante quanto tragica. Ma entriamo adesso nel mondo delle leggende antiche, dove scopriremo una leggenda molto speciale che racconta come furono i propri santi martiri Vittore e Corona a scegliere quel posto preciso in un modo miracoloso dove poi si costruirà il monastero Basilica Santuario. È situato a pochi chilometri da Feltre, sulle pendici dell'alto e bello Monte Miesta, a strapiombo di una roccia dirupata, da dove abbiamo una vista panoramica stupenda della località di Anzù. Di fronte alle bellissime vette delle Dolomiti feltrine, la collocazione del santuario è particolarmente suggestiva. Questo santuario è considerato l'ultimo edificio romanico
ancora intatto, della provincia di Belluno e data la sua posizione strategica, diventa un simbolo dell'unione tra Belluno e Treviso. Andiamo prima alla scoperta di chi sono stati i Santi Vittore e Corona, oggi patroni di Feltre e di altre città del Veneto e dell'Italia. Troviamo alcune informazioni nel Illustre Certamen, il quale è stato un testo redatto da un diacono della chiesa di Antiochia nel IV secolo. Secondo questo scritto, Vittore era un soldato cristiano proveniente dalla Cilicia. Durante la persecuzione ai cristiani da parte di Marco Aurelio, intorno al 170 d.C., è stato denunciato e sottoposto a torture. Vittore era convinto della sua fede cristiana e, sopportando con coraggio il dolore, riuscirà a convertire la sposa di un suo compagno d'armi. Lei si chiamava Corona, che secondo gli studiosi è l'equivalente latino del nome Stefania. Corona non aveva ancora 16 anni e dichiarò di essere cristiana anche lei. Inizia a pregare per il suo amico Vittore e per questo venne non solo arrestata, ma martirizzata in modo atroce. Corona sarà sottoposta a un interrogatorio da parte delle autorità romane, dopo il quale muore in un modo molto doloroso. Fu legata per i piedi alla cima di 2 palme piegate che, raddrizzando, ne causarono lo squartamento. Invece Vittore è stato decapitato e morirà anche lui per la sua fede. Gli studiosi non sono ancora d'accordo in merito alla data o al luogo preciso della loro morte, entrambi martirizzati insieme. Ma secondo il martirologio romano li commemora il 14 maggio e riporta solo che la morte è avvenuta in Siria. I resti sono stati portati a Feltre dai crociati che tornavano giustamente dalla Siria. I resti e le reliquie dei santi sono stati da sempre oggetti molto pregiati per i fedeli e per diversi motivi. Nel viaggio dalla Siria fino a Feltre sono rimasti per un lungo periodo a Venezia, come una volta l'avevano fatto i resti di San Marco, patrono di Venezia e del Veneto. Ma quel luogo a Feltre non è stata una destinazione scelta dai crociati. Ci racconta la leggenda che furono, in qualche modo, i propri santi a decidere dove riposare finalmente in questa bellissima e antica città in provincia di Belluno. Feltre, questa importante città, può rintracciare le sue origini prima degli Etruschi e divenne importante municipio romano a partire dal II secolo a.C. Grazie alla sua posizione geografica, fa uno strategico snodo economico e militare lungo la strada Claudia Augusta Altinate, la quale mette in collegamento l'Adriatico, il Po, con l'area danubiana. La storia che si racconta da generazione in generazione è che quando il carro che trasportava le spoglie dei santi martiri arriva alle falde del Monte Miesna, vicino a Feltre, accade un fatto straordinario. I cavalli che trainavano il carro si rifiutano di procedere, cercano in ogni modo di spostare il carro, però a nulla valgono gli incitamenti, già che le ruote sembravano inchiodate sulla strada, quasi fisse. Decise di andare avanti, si cambiano i cavalli, pure il vescovo chiede alla gente del posto di pregare per poter risolvere questo problema. Tutti gli sforzi diventano inutili, il carro rimane immobile. Ma racconta la leggenda che nella notte San Vittore, vestito da soldato e sfolgorante di luce, appare ad un'umile donna di Anzù a chi indica di attaccare al carro le sue 2 vaccherelle e di lasciarle libere su per la costa. Sarà così che il mattino dopo, per sorpresa dei conducenti, gli animali attaccati al carro vanno verso lo spiazzo designato dalla visione, dove sorse poi il santuario creato per accogliere le reliquie dei martiri Vittore e Corona. Che queste 2 storie di santi legati al Veneto possano ispirarci a vivere con la stessa forza, fiducia e generosità, illuminando con la loro luce anche i nostri cammini quotidiani. Cari amici ascoltatori, questa puntata di Ernestina dalla fine del mondo oggi finisce qua, anche con questa bella fontana alle mie spalle di cui già avevamo raccontato la sua storia e la sua importanza per tutte le persone che vengono da queste parti. Ricordate che se volete rivedere tutte le nostre puntate non dimenticate di cercarmi sulle reti sociali dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, ma anche le mie personali di Facebook e Instagram con il mio nome, Ernestina dalla Corteluccio, ma anche sul mio canale YouTube Migranti TV. Vi aspetto la prossima settimana e ricordate, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli.
Ignazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.